San Donà. È in lieve miglioramento il bambino di 4 anni ricoverato all'ospedale di Padova dopo essere stato travolto dall'auto messa in moto dal fratello di 10 anni. È successo nel giardino di casa. Il più grande avrebbe preso le chiavi nel momento in cui non c'era nessuno. I genitori erano al pronto soccorso per un incidente domestico ad un altro dei loro figli e avrebbe così messo in moto l'auto schiacciando il fratellino contro il muro. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ma sembra si sia trattato di un incidente. Mestre. Dopo una serata a base di alcol e droga, un 49enne e un 37enne hanno preso di mira una prostituta. Uno si è nascosto sul sedile posteriore dell'auto, mentre quello alla guida contrattava la prestazione, facendo salire la ragazza. Durante il tragitto alle sue spalle è spuntato l'altro uomo con una pistola, poi rivelatasi finta, mentre l'altro ha estratto il coltello. La ragazza 29enne è stata picchiata, minacciata e costretta a consegnare l'incasso della serata, poco più di 100 euro. Poi i due sono fuggiti. La 29enne però ha annotato il numero di targa chiamando i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei due. Gli accertamenti raccolti in breve hanno portato i militari a Spinea, dove c'era l'auto ancora calda nei pressi di un appartamento che hanno perquisito, trovando pistola e coltello. I soldi erano già spariti perché utilizzati per stessa missione dei due per comprare la cocaina. Sono stati arrestati. Provincia. 11.000 interventi in 4 mesi per il SUEM 118. È il risultato del bilancio tracciato con uno sguardo particolare agli interventi in area turistico-balneare. Da Pellestrina a Chioggia, impegnativo il lavoro anche a Jesolo, Caorle e Venezia. Nei 4 mesi estivi i voli degli elicotteri del soccorso sono stati ben 138.